in diretta. Siamo a Padova, ospitati in un bellissimo posto con dei bambini che ci fanno amabilmente da sfondo. Siamo con Vanessa Perluga, responsabile del Dipartimento Dressage della FISA del Veneto, e con Roberta Paccagnella, invece responsabile del Dipartimento Club e Poli. Li abbiamo qui attorno. Siamo qua per raccontare quale novità. C'è un pony che fa le bizze, ma è bellissimo da vedere, possiamo farlo vedere. Siamo qui per raccontare una novità per le Poniadi. Sì, una novità per le Poniadi 2019, sarà inserita una nuova categoria per il dressage rivolta ai giovanissimi, la categoria Pulcini, che vedrà le riprese ID 20 e 30, che comprendono delle figure solamente al passo e al trotto, e quindi potremo inserire questi pony anche più piccoli che magari hanno già partecipato ai caroselli, ai pony games, alle gincane, potranno entrare anche in questa categoria di dressage. La cosa interessante è che ogni regione da quest'anno potrà avere una squadra di piccolissimi con 3 o 4 binomi under 10 che partecipano a questa nuova categoria. Diciamo che questo è un modo bello per avvicinare bambini come quelli che sono qui con noi alle equitazioni, e anche una disciplina non facile come il dressage. Perché loro possono sin da piccoli così avvicinarsi, quindi a avere la possibilità di lavorare, di giocare con i pony, che è molto importante per loro, perché quando sono piccoli è importante che si divertino, secondo me, con i pony. E volevo quindi unirmi poi al discorso di prima, che oltre alle Poniadi queste categorie di dressage, ovvero la ID 20, la ID 60, la ID 30, saranno anche inserite nel programma di Coppa Italia Club, che è riservato comunque ai giovanissimi, che sono una serie di appuntamenti dove i bambini possono partecipare a Pony Day in regione e fuori regione, con una finale poi che si svolgerà a fine settembre dopo le Poniadi, e quindi avranno la possibilità di lavorare con i loro pony nel dressage sia per le Poniadi sia per questa Coppa Italia Club, e quindi è molto bella questa cosa. Con molta franchezza, questa novità è stata recepita? Stiamo facendo questa prima divulgazione perché il programma delle Poniadi è appena uscito, quindi questo sarà per i nostri tecnici e istruttori del Veneto una news, e andremo a cercare chi ha i ragazzini pronti o da iniziare a questa disciplina, e poi nel resto d'Italia penso che ogni comitato farà le sue selezioni, la sua divulgazione di questa nuova categoria. Lei cosa si aspetta? Molti numeri. Più numeri di quelli che abbiamo, ci credo, sono convinta. Finora nel settore pony li abbiamo ottenuti e sono convinta che ne arriveranno degli altri. E adesso la domanda più difficile. Vogliamo salutare la nostra camera d'eccezione, che quest'oggi è? È Lea Lizier, una delle nostre bravissime l'abbiamo catturata e nel carosello. Il carosello è una delle fasce secondo me più belle dell'equitazione, dove anche i genitori hanno un ruolo, sono diventati tutti dei costumisti professionisti, e questi istruttori, devo dire, ce la mettono tutta per creare queste cose molto interessanti, con musica, costumi e coreografie di altissimo livello. Visto che ci ha messo lei, ci ha organizzato questi bambini, vogliamo fare una bella... Sì, non siamo in tanti, ma un applauso lo facciamo. Certo, bravi ragazzi!